Chi sei? Quella che scrive con un dito di una mano? Quello che scrive con un dito per mano? Quello che scrive con due dita per mano? Quella che scrive con il mignolo teso? Quello che digita guardando la tastiera, premendo i tasti con il dito, per caso, più vicino? Quella che non usa mai i pollici? Quella che scrive in qualche modo solo con poche dita di una mano? Quella che sposta le mani per guardare la tastiera? Quello che preme con calma i tasti mentre lo aspettano con impazienza? Quello che si aspetta che il suo cane lo aiuti? Sarai l'ultima persona ad imparare a digitare bene. In meno tempo di quanto pensi, scriverai come i dei della dattilografia comandano. In questa lezione ci eserciteremo con i tasti della riga di base e quelli della riga superiore, digitando parole che contengono il gruppo di lettere TR. Prima di tutto, leggi il testo proposto e controlla di ricordare la posizione di tutte le lettere: pietra, strada, patria, triste, destro, teatro, truppa, distruggere. Quindi adotta la corretta postura del corpo. Appoggia le mani sulla tastiera in modo che tutte le dita raggiungano la riga superiore senza muovere l'intera mano. Prova il movimento successivo del gruppo di tasti TR. Su YouTube, Carlos Alberto, nella lezione 11, chiese perché la scorciatoia non si può prendere ed è necessario che il dito indice, dopo aver premuto il tasto T, debba tornare al tasto F e poi premere il tasto R. Quelli di voi che hanno visto tutti i video lo sanno già. Ogni dito deve tornare nella sua posizione per evitare di spostare le mani. Se vuoi imparare a digitare con meno errori possibili e con un buon ritmo, devi seguire il metodo alla lettera. A maggior ragione se il tuo obiettivo è quello di scrivere ad una velocità di 300 o 400 caratteri al minuto. Per riuscire a digitare 5 o 6 tasti al secondo, bisogna che le dita lo facciano sempre allo stesso modo, andando e tornando alla loro posizione. Questi movimenti a poco rimangono impressi nella memoria muscolare per sempre. Se memorizziamo due movimenti per lo stesso tasto, il nostro cervello dovrà impiegare del tempo, anche una minuscola frazione di secondo, per decidere quale movimento deve fare il dito. Pertanto, non è conveniente memorizzare che per digitare la lettera R si deve schiacciare prima il tasto della lettera T. Alla fine dell'esercizio, prova a muovere ripetutamente le dita sui tasti su cui hai fatto l'errore. Se questo corso ti sta piacendo, non dimenticare di mettere un like. Se vuoi sostenere la continuità del corso, inviaci un super grazie. Se l'hai già fatto, grazie mille. Grazie davvero. Fai ancora un favore alle persone che non sono ancora brave con la tastiera, condividendo il video sui tuoi social network.
Se hai intenzione di iniziare il corso o l'hai già iniziato, metti da parte la timidezza e lascia anche tu il tuo commento. Raccontaci le tue impressioni, le tue aspettative, la tua esperienza finora. Sei contento dei tuoi progressi? Sei soddisfatto dei tuoi risultati? Quali chiavi ti resistono? Qual è il tuo obiettivo? Vuoi semplicemente imparare a digitare senza guardare la tastiera? Oppure hai intenzione di guidare la classifica di velocità? Hai trovato un errore o qualcosa che non funziona per te? Hai una domanda, un reclamo, un suggerimento? Non esitare ed esprimiti liberamente senza preoccuparti di errori di ortografia o di battitura. Stai ancora imparando. Hai già finito il corso? Com'è andato? Che velocità hai raggiunto? Hai già il diploma? Dai, raccontaci, condividi la tua esperienza. Che cosa state aspettando? Questa è una video lezione del corso di dattillografia di interdidactica.com. Puoi registrarti gratuitamente per salvare i risultati dei tuoi esercizi oppure lo puoi seguire a modo tuo. È disponibile in altre lingue e per diverse tastiere. Se lo stai guardando su YouTube, nella descrizione ci sono i link per iscriverti, per cominciare il corso e per fare questo esercizio. E puoi anche iscriverti al canale, mettere mi piace e lasciare le tue domande e commenti.